Buonasera. Dopo la lezione della settimana scorsa sulla cattedrale, continuiamo il nostro ragionamento sugli spazi sacri affrontando il tema del convento. In realtà dobbiamo fare subito una distinzione lessicale. Per comodità, insieme a Paola Placentino e Guido Zucconi, abbiamo intitolato questa lezione il convento, ma dovremmo chiamarla il monastero e il convento, perché per capirci meglio, il monastero, io userò entrambi i termini, il monastero normalmente viene associato al mondo del monachesimo benedettino e di tutte le sue ramificazioni, i certosini, i camaldolesi, i cistercensi, i cluniacensi, eccetera. Invece il convento normalmente, non è una regola fissa, ma viene associato agli ordini mendicanti, cioè quelli che, lo vedremo, che nascono nel XIII secolo a partire dall'esperienza di Francesco e Domenico e che poi si ramificheranno in altri ordini, come per esempio gli eremiti, i servi di Maria, fino ad arrivare ai minimi nella seconda metà del 400. Ora, già questo vi segnala, già questa variabilità terminologica vi segnala della straordinaria ricchezza e varietà dell'esperienza monastica e quindi della grande ricchezza delle soluzioni architettoniche che sono sempre collegate a un modello di vita. Il modello di vita monastica, nelle sue varie accezioni, che differiscono moltissimo le une dalle altre, ha prodotto diversi tipi architettonici connessi appunto al cenobitismo. Il cenobitismo è quel fenomeno che mette insieme, che raccoglie l'esperienza del monastero e del convento, ovvero sia il cenobitismo, lo vedremo, è quel termine, quell'esperienza, quella sezione della cultura, della civiltà europea che riguarda la decisione di alcuni uomini di vivere insieme secondo le regole del Vangelo. Come comincia l'esperienza del monachesimo? Comincia qua, comincia nel deserto. E il tema del deserto accompagnerà per tutta la storia plurisecolare l'esperienza di vita monastica, fino ad oggi. Il deserto è il luogo dove Gesù subisce le tentazioni, lo vediamo qui in questo mosaico della Basilica di San Marco, ma il deserto è anche il luogo dove avvengono le più importanti teofanie. Pensate per esempio all'esperienza di Mosè. Il deserto è il luogo dove il popolo di Israele è costretto a passare 40 anni prima di arrivare nella terra promessa. Il deserto quindi è anche il luogo dove Gesù inizia la sua attività, dove Gesù si rivela come figlio di Cristo durante il suo battesimo ad opera di Giovanni Battista, ed è proprio nel deserto che il precursore Giovanni Battista apre la strada alla straordinaria esperienza di Cristo. Nel deserto avvengono le prime esperienze di ritiro da parte di uomini che si allontanano dalla civiltà, mettono fra la città e loro stessi il deserto, cioè un luogo assoluto dove non c'è nulla e dove è più possibile ascoltare la voce di Dio, ma contemporaneamente il luogo dove abitano i demoni, secondo un'antichissima mitologia di origine egizia. Il deserto quindi è il luogo migliore dove attraversare la propria vita, le proprie esperienze, dove abbandonare la vita laicale e educare se stessi alla imitazione di Cristo. Tutto questo viene descritto da Gerolamo, San Gerolamo, che è colui che con più forza inizia a
teorizzare la vita monastica dopo le prime esperienze effettive che vengono svolte nel deserto egiziano, e in un'epistola scrive: «O deserto santo dove germogliano i fiori di Cristo, o solitudine benedetta dove nascono finissime pietre di perfetta santità, con le quali, disse l'Apocalisse, si edifica la città del Gran Re Celeste». Quindi questo rapporto fra la città degli uomini e la città di Dio. O eremo immerso nella gioia della compagnia di Dio. Gerolamo è ancora vicino, appartiene ancora alla prima, in senso cronologico, delle esperienze monastiche, cioè quella dell'eremitismo. I primi monaci sono persone che si isolano non soltanto dal mondo, ma anche dagli uomini, in grotte che si trovano nel deserto, o ancora meglio in quella fascia liminare fra la zona fertile attorno al Nilo e il deserto egiziano. E qui, lo vedete, la caverna dove si ritira Sant'Antonio, uno degli eremiti. Il fenomeno dell'eremitismo si sviluppa a partire dalla prima metà del IV secolo. È qui che Sant'Antonio ha le sue tentazioni, vedete in questo celeberrimo quadro di Bosch, ed è qui che Sant'Antonio inizia a elaborare una forma leggermente diversa di ritiro spirituale, ovvero sia un ritiro in cui l'eremita non sia completamente solo, ma viva nella vicinanza di altri eremiti che a loro volta abitano nelle grotte. Quindi si mantiene comunque il silenzio, una solitudine, una autonomia di vita. Gli eremiti potevano vivere grazie ai frutti del deserto, ma contemporaneamente Antonio inizia a elaborare una forma leggermente diversa, cioè una vita che prevede l'incontro periodico con altri eremiti che vivano nelle vicinanze. È così che attraverso l'esperienza dell'anacoresis, ovvero sia una vita eremitica che in parte si svolge in comunione con altri eremiti che si ritrovavano per esempio per pregare insieme, è da qui che si intuisce la necessità di una nuova esperienza monastica che coincide con il cenobitismo. Il cenobio deriva da chiaramente un'etimologia greca, koinos bios, cioè vita in comune, è il primo monastero inteso come cenobio, cioè come luogo dove si riuniscono periodicamente gli eremiti che abitano intorno a questo luogo e si riuniscono per pregare. Molto probabilmente è il monastero di Sant'Antonio Abate a sud-est del Cairo. Ecco così che si svolge la prima metamorfosi della vita monastica, da eremitismo a cenobitismo. Si tratta di insediamenti che si concentrano, come vi dicevo, soprattutto nel deserto o nella fascia fra il deserto e la zona fertile attorno al Nilo, nell'Egitto del IV secolo. Sant'Antonio, con i suoi compagni, con i suoi confratelli, si insedia nella parte nord dell'Egitto. Nella parte sud, vicino a Tebe, nella Tebaide, invece avviene una quasi contemporanea esperienza ad opera di un altro eremita, Pacomio, che inizia a fondare in maniera più decisa vere e proprie cittadelle monastiche, ovvero sia, pur mantenendo la possibilità per gli eremiti di vivere la maggior parte della loro vita, la maggior parte del tempo della giornata nelle loro grotte, l'idea però, la possibilità di riunirsi per effettuare alcune attività comuni, non soltanto la preghiera, ma anche il lavoro e la ristorazione, il mangiare almeno 2 volte al giorno insieme, è opera appunto di un'intuizione di San Pacomio.
Grazie all'esperienza quasi contemporanea degli anacoreti di Sant'Antonio e dei cenobiti di San Pacomio, come ci riporta Atanasio, uno dei biografi di questi santi eremiti, il deserto diventa una città di monaci. Cioè il deserto viene popolato dai monaci. E per popolato vuol dire non soltanto che diventa uno spazio in cui abitano i monaci, ma è uno spazio assoluto, simbolico, che viene evangelizzato con la loro presenza e con la loro esperienza di vita dedita alla preghiera costante dai monaci, eremiti e cenobiti. Qui vedete i resti di alcuni monasteri, soprattutto di Sant'Antonio. La cosa interessante è che San Pacomio elabora la prima regola conosciuta di convivenza, ovvero sia comprende Pacomio che per poter vivere insieme è necessario darsi una regola condivisa, una regola che non riguarda questioni teologiche o diciamo di un pensiero alto, ma riguarda vere e proprie regole di convivenza inerenti il ritmo della preghiera durante la giornata, le regole di reciproco rispetto fra i diversi monaci, la regola di obbedienza rispetto dei monaci, rispetto al capo del monastero, che da questo momento viene chiamato abate, e poi il rapporto fra le attività di preghiera e quelle del lavoro. Ne nasce così un modello tipologico di monastero che gli storici dell'architettura chiamano monastero pacomiano, che è concepito, lo vedete qui, uno schema planimetrico di un monastero tipo, che è costituito da una vera e propria cittadella chiusa dentro un muro. Questo muro è importantissimo, perché il muro fa parte della concezione della vita monastica. Il muro che recinge l'interno della cittadella stabilisce il limite fra il monastero e il deserto. Il deserto continua a essere un elemento fondamentale per la vita del monaco e della comunità monastica, perché il deserto continua ad essere il luogo che separa la vita del monastero dalla città, e quindi è necessario per isolare il monastero, per poter portare avanti l'esperienza di preghiera e l'esperienza che avvicina la comunità dei monaci al modello apostolico, cioè Gesù con i suoi apostoli è il modello della società cenobitica che si raccoglie attorno all'abate. Quindi un muro che recinge cosa? Recinge una vera e propria cittadella, che ha al proprio centro la chiesa, lo vedete, con il suo altare, e poi tutta una serie di attività, come il refettorio, l'infermeria, i laboratori, i dormitori, vedete qua, i dormitori, che sono stati approntati per quelli fra i monaci che preferiscono stare all'interno del monastero, abitare all'interno del monastero. Ciò però non obbliga, il modello pacomiano non obbliga i monaci ad abitare all'interno del monastero, ma dà anche la possibilità di vivere da eremiti. E quindi tutto intorno a questo nucleo sociale, di piccola società, di piccola città monastica, c'è la possibilità, lo vedete, di abitare nelle grotte portando avanti l'esperienza eremitica. Allora, già da queste prime informazioni si può comprendere come la vita del monastero si articola attorno ad una dialettica fra l'eremitismo e il cenobitismo, cioè fra la necessità di isolarsi rispetto agli altri monaci e la possibilità invece di incontrarsi e di pregare insieme,
e una seconda dialettica che vede al proprio centro il tema del deserto, ed è la dialettica fra l'interno e l'esterno, cioè fra la città degli uomini e il monastero che aspira a diventare perlomeno l'immagine della città di Dio. Allora capite che per parlare dell'architettura dei monasteri non possiamo fare a meno di affrontare almeno superficialmente alcune questioni teologiche, ma soprattutto non possiamo perdere di vista l'aspetto della spiritualità monastica, ovvero sia il monaco che articola la propria vita fra momenti dedicati alla preghiera e momenti dedicati al lavoro. Ma la cosa interessante è che, come ricorre ripetutamente in tutti i testi monastici fino ad oggi, la preghiera informa di sé tutta la vita del monaco. Il monaco prega anche mentre lavora, prega mentre mangia. Addirittura la scansione del tempo, in assenza di orologi, può essere effettuata grazie a un monaco che prega incessantemente durante la veglia e si dà il cambio, sapendo che una preghiera dura un certo tempo, si possono scandire le ore a seconda del numero di preghiere, di litanie che vengono recitate nel corso della giornata. Allora capite che la dimensione della preghiera è quella preponderante nella vita del monastero, e vedrete quanto questo è importante per capire la differenza con gli ordini mendicanti e anche per valutare le metamorfosi tipologiche del monastero benedettino, lo vedremo poi dopo, nel corso dei secoli. Da questo modello tipologico derivano tutta una serie di monasteri fondati da Pacomio e dai suoi successori, e quindi nuclei di società monastiche. Ne vediamo qui uno vicino ad Assuan, vedete ancora una volta la chiesa come nucleo di una piccola cittadella chiusa dentro un recinto. In questo caso addirittura abbiamo un monastero su due diversi livelli, una terrazza superiore che vedete in verde e una terrazza inferiore che la vedete al contrario, la terrazza inferiore è quella verde e la terrazza superiore è quella in azzurro. E poi l'esperienza di questi monasteri pacomiani che nel secolo successivo dall'area della Tebaide, quindi dal sud dell'Egitto, si espande a tutto il Medio Oriente e in particolar modo in Palestina. In Palestina, dove abbiamo il monastero di Martirios, dove ancora una volta possiamo vedere come si articola questo primo modello di cenobio, cioè in che modo l'architettura risponde con un'organizzazione spaziale alla peculiare vita del monaco. Ancora una volta un recinto molto più regolare di quelle che abbiamo visto finora, che racchiude una chiesa, lo vedete, con accanto il cimitero dei monaci. Abbiamo poi il refettorio con accanto la cucina. Qui nella parte alta, nel piano superiore, abbiamo i dormitori, le stalle, e poi separato abbiamo tutto un quartiere destinato all'ospitalità dei pellegrini. Quindi già nei primi secoli del monachesimo è fondamentale la possibilità da parte del monastero di ospitare in un luogo separato i pellegrini che accorrono al monastero e tra l'altro contribuiscono con le loro offerte al sostentamento economico di questa struttura. I pellegrini che hanno anche una loro cappella dedicata. Ecco, questo è un aspetto che ricorre durante tutti i secoli. Se c'è un quartiere destinato ai pellegrini, ci sarà, o ai visitatori,
una foresteria in senso lato, ci sarà sempre una cappella dedicata a loro. L'esperienza delle città monastiche continua ininterrottamente, soprattutto nel mondo ortodosso. Vi mostro alcuni esempi del Monte Athos, e addirittura il Monte Athos in Grecia, vedete, sono vere e proprie cittadelle arroccate e su dei monti che formano, come sapete, una vera e propria repubblica monastica. In questo caso il deserto non è più il deserto di sabbia e di roccia che abbiamo visto in Egitto e in Palestina, ma è un deserto di montagne. Quindi è un deserto che non è più soltanto una locuzione geografica, ma, come vi dicevo, si mantiene come principio simbolico e teologico di isolamento, e spirituale soprattutto, di isolamento rispetto al mondo profano. C'è anche un altro aspetto importante, ovvero sia che queste cittadelle monastiche iniziano con il passare del tempo, con il degrado e poi la caduta dell'impero romano, iniziano a diventare delle vere e proprie cittadelle fortificate, cioè delle piccole fortificazioni che servono non soltanto a difendersi da eventuali assalitori, ma anche diventano centri di organizzazione del territorio. Un territorio che diventa di proprietà dei monaci e che viene coltivato dai monaci stessi o da alcuni servitori. È questa la situazione in cui il tema del monastero arriva anche nell'Europa occidentale. È merito soprattutto di Martino di Tours, che esporta, grazie anche all'esempio di Gerolamo, il tema prima di tutto dell'eremitismo, cioè dell'eremo, e poi del cenobio, diciamo in quella che chiameremo oggi Costa Azzurra, tanto per capirsi, cioè nella parte sud della Francia fino alla Liguria. Martino di Tours si insedia nell'isola Gallinaria, davanti alla Liguria, fra il 357 e il 360, e poi si sposta e quindi fa una vita da eremita in cui il deserto si mantiene come principio e come tipo spaziale di isolamento, ma il deserto in questo caso è il mare. Quindi abbiamo visto il deserto sabbioso, il deserto montagna e ora c'è anche il deserto mare. Una esperienza che espandendosi verso il nord Europa troverà soprattutto nell'Irlanda di San Colombano la più alta espressione. Martino di Tours però, come accade nell'Egitto, subisce lui stesso un'evoluzione nel proprio modello di vita monastica e da eremita si convince diciamo così, nella migliore soluzione di vita monastica associata al cenobitismo, ed è così che fonda il monastero di Ligugé nel 361 vicino alla città di Poitiers. È probabilmente l'abbazia di Ligugé, probabilmente il primo monastero fondato nell'Europa occidentale, che è stato più volte ricostruito. Qui vedete nella ricostruzione del XIV secolo. Quello che è interessante però è che esiste ancora in questa seconda generazione di eremiti e di monaci in senso lato, continua a esserci questa dialettica, questa riflessione sul rapporto fra la vita eremitica e quella cenobitica. Il deserto però può essere anche la foresta. Il deserto come strategia di isolamento possono essere anche le grandi foreste che ancora occupano gran parte dell'Europa. È qui, proprio in mezzo alle foreste, che avviene la straordinaria esperienza di Benedetto d'Annorcia. Benedetto d'Annorcia, lo sapete, nasce romano,
si converte al cristianesimo e ha tutta una serie di esperienze, va a Roma a studiare, è di famiglia altolocata, è molto colto. A Roma si conosce la corte papale e, nauseato dalla vita della corte papale, decide di portare avanti la sua esperienza religiosa e spirituale fuori dalla città, da Roma, e si rifugia nella valle dell'Aniene, vicino all'attuale Subiaco, nei pressi di una delle rovine di una delle ville di Nerone. Qui dentro una grotta, quello che oggi si chiama il Sacro Speco di Subiaco, qui dentro una grotta passa 3 anni. Anche lui ha le sue tentazioni, riesce a sopravvivere perché gli abitanti del posto gli portano da mangiare, passa 3 anni in preghiera, finché anche lui non comprende la necessità di una vita in comune con altri monaci. Ed è così che da questa intuizione nascono i primi monasteri benedettini, 12 monasteri fondati nella valle dell'Aniene. Fra questi i più importanti che rimangono oggi sono il Sacro Speco di Subiaco e il monastero di Santa Scolastica. Santa Scolastica, la sorella di Benedetto, che segue il fratello nella sua scelta di vita e apre la strada al ramo femminile del monachesimo benedettino. Fino ad allora spesso le donne convivevano insieme ai monaci nei monasteri. È soprattutto da questo momento che maschi e femmine iniziano ad avere strade parallele ed iniziano ad avere monasteri separati. Benedetto viene cacciato da Subiaco e si rifugia a Monte Cassino. È a Monte Cassino che elabora la sua regola. Una regola che non è la prima regola, come abbiamo visto, ha degli illustri precedenti, non soltanto la regola di San Pacomio, ma tutta una letteratura che nel frattempo si era sviluppata. Siamo già nel VI secolo d.C. Una regola che, come le altre regole, è un manuale di convivenza. Il modello è quello già individuato da Pacomio, ovvero sia un abate che controlla come un padre, come dall'etimologia del termine abate, come un padre, una comunità di monaci che però vivono all'interno del monastero. La fase eremitica si è completamente esaurita e il monastero è completamente cenobitico. La regola in realtà parla pochissimo di architettura, ma almeno esplicitamente dà pochissime indicazioni, anche se sappiamo che, e lo sappiamo dai dialoghi di Gregorio Magno, che nel secondo dei dialoghi racconta la vita di San Benedetto. San Benedetto sappiamo che progettava monasteri, li fondava e li progettava e dava indicazioni su come costruire monasteri, ma di queste indicazioni ci sono rimaste soltanto labilissime tracce nel testo della regola. Probabilmente i 2 capitoli della regola che parlano più esplicitamente di architettura, cioè di un'organizzazione spaziale che sia la traduzione architettonica del modello di vita monastico, sono il capitolo 4 e il capitolo 66. Nel capitolo 4 si dice: l'officina poi, in cui bisogna usare con la massima diligenza questi strumenti. Per officina si intende il monastero vero e proprio, in cui si lavora. Precedentemente, nei capitoli precedenti, si davano disposizioni su come usare gli strumenti, le zappe, i martelli, eccetera. Questa officina è formata dai chiostri del monastero, in latino claustra monasteri, e dà la stabilità nella propria famiglia monastica. Il monastero è formato, diciamo così, da 2 elementi: lo spazio, che è il chiostro, e la vita monastica,
che coincide con la convivenza. Allora capite che la regola descrive prima di tutto la vita del monastero, che deve avere una sua traduzione spaziale. La migliore delle traduzioni spaziali possibile per Benedetto è quella del chiostro, su cui torniamo fra un minuto. Il secondo capitolo che ritengo importante per cercare di ricostruire la cultura architettonica di Benedetto è questo. Alla porta del monastero sia destinato un monaco anziano e assennato, cioè un monaco custode. Questo portinaio deve avere la sua residenza presso la porta, deve abitare presso la porta. Il monastero poi deve essere possibilmente organizzato in modo che al suo interno si trovi tutto l'occorrente, ossia l'acqua, il mulino, l'orto e i vari laboratori, per togliere ai monaci ogni necessità di girellare fuori, il che non giova affatto alle loro anime. È densissimo di informazioni questo capitolo. Prima di tutto, quello che è importante in un monastero non è soltanto l'interno, ma è il confine, quella fascia liminare fra il dentro e il fuori. Quel muro, l'evoluzione di quel muro che abbiamo visto nel monastero pacomiano. Questo muro, questa soglia, ha un suo guardiano, che non solo ha il monaco portinaio, non solo ha il compito di custodire l'ingresso e l'uscita dei monaci e degli eventuali forestieri, ma deve abitarci. È con la sua presenza e quindi con la sua preghiera che presidia la santità all'interno del monastero. Ed è una santità che è in contrapposizione al deserto esterno, quel deserto che deve essere evangelizzato. Per questo all'interno ci deve essere tutto l'oncorrente, perché il monaco non ha bisogno di uscire. Se esce fuori, si distrae, dice Benedetto. Non giova affatto all'anima del monaco uscire fuori, si distrae dalla preghiera. E allora vedete che continua ad esserci la necessità di concentrarsi sulla propria forma di vita monastica, isolandosi e lasciando il deserto all'esterno. Ciò che la formula spaziale migliore per poter organizzare in un modo stabile tutte le attività inerenti al monastero, cioè il pregare, il lavorare e lo studiare, che sono i tre principi della vita benedettina, ora, labora et stude, è quella del chiostro. Il chiostro lo vedete qua lo vedete in uno dei più importanti monasteri benedettini, quello di Monte Cassino, che viene appunto fondato da Benedetto quando viene cacciato dalla valle dell'Aniene, un monastero formato da più chiostri, quindi non soltanto uno, ma via via che si allarga la comunità, aumentano il numero dei chiostri, sempre organizzato attorno alla chiesa, che è ovviamente il baricentro della vita spirituale del monaco e della vita sociale della comunità monastica. E quindi questo passaggio, come vi dicevo, dall'eremitismo al cenobitismo. La regola di San Benedetto, come vi dicevo, parla pochissimo di architettura, ma parla, come un fil rouge, di una struttura, diremmo così, spazio-temporale su cui deve essere organizzata la vita del monaco. Il monaco deve vivere all'interno del monastero dal punto di vista spaziale, e sono gli spazi che regolano la sua vita, ma la sua vita è regolata anche da un'organizzazione temporale, cioè dalla liturgia delle ore, dalla scansione delle ore, che ancora oggi organizza la vita dei monasteri, una scansione delle ore che coincide con il ritmo delle preghiere comunitarie. La terza, la sesta, la nona, i vespri, la compieta, eccetera. Quindi una organizzazione temporale che ha la sua origine nel modo dell'antica Roma di dividere il tempo. Sapete che il tempo nell'antica Roma veniva diviso in 12 ore dal tramonto
dall'alba al tramonto e in altre 12 ore dal tramonto all'alba, e quindi evidentemente le ore avevano sempre una durata diversa a seconda del giorno dell'anno. Quindi una struttura spazio-temporale che ci viene perfettamente descritta, secondo me, da questa definizione di Gregorio Penco del 1988, in cui descrive i principi della vita benedettina: stabilitas, vita claustrale, insediamento singolo o comunitario in ambiente isolato. Erano questi i fattori che dovevano contribuire a formare e a conservare una determinata concezione dello spazio, delle sue distanze, della sua immensità, delle sue differenziazioni nei confronti dell'ambito profano, della sua indeterminatezza. Qui Gregorio Penco ci parla innanzitutto del deserto. Il deserto indeterminato, immenso, che sta fuori delle mura del monastero, ma ci parla anche di un concetto profondamente importante nella vita, nella cultura benedettina, ovvero sia la stabilitas. La stabilitas è quella norma fondamentale nella vita del benedettino per cui un monaco è associato per tutta la vita al monastero dove da novizio diventa monaco di coro. Cioè un monaco si potrà anche spostare in altri monasteri, ma rimarrà sempre associato alla sua famiglia di origine, ovvero sia il monastero di origine. I chiostri non sono un'invenzione di Benedetto. I chiostri nascono dal peristilio della Domus Romana. Il peristilio che cos'è? È un invaso circondato da colonne, lo vedete qua, scusate, lo vedete qua, in sezione e in pianta, che è un'organizzazione dello spazio particolarmente adatta per poter ospitare sul suo perimetro diversi ambienti polifunzionali, nel caso del monastero il refettorio, i laboratori, la biblioteca, eccetera, e in uno dei lati ospitare la chiesa. Quindi, dal punto di vista tipologico, Benedetto sfrutta il tipo della Domus Romana, e se c'è bisogno, come vi dicevo, di aumentare gli spazi del monastero, perché magari aumenta la comunità monastica, il numero dei monaci, si moltiplica il numero dei chiostri. Tutto questo viene razionalizzato e formalizzato nella celebre pianta di San Gallo. La pianta di San Gallo è una pergamena eccezionale, realizzata nel IX secolo e dedicata all'abate Gosberto, abate di San Gallo. Viene realizzata a Reichenau e si tratta in realtà di un progetto ideale di monastero. Non è pensato per essere effettivamente costruito. Si tratta di un enorme insediamento. Qui vedete a sinistra l'originale e qua una sua rielaborazione, un suo ridisegno. Tutto ciò che abbiamo detto finora trova una sua compiuta formalizzazione in questo progetto di monastero che è insieme cittadella monastica ideale. Tutto si organizza attorno alla chiesa, alla destra della quale si trova il chiostro dei monaci, lo vedete con tutti i suoi ambienti. Nella parte alta abbiamo altri due chiostri. In questi due chiostri trovano spazio e possono lavorare altre due comunità che appartengono al monastero. Il monastero non è formato soltanto dai monaci di coro, cioè coloro che siedono nel coro a pregare e siedono nell'aula del capitolo a deliberare. Il monastero è formato perlomeno da altre due comunità: i novizi, ovvero sia coloro che si trovano in attesa, che sono in formazione in attesa di diventare monaci di coro, e i conversi. I conversi sono anche loro monaci, ma non sono consacrati e normalmente sono utilizzati per i lavori più duri, soprattutto i lavori nelle officine e i lavori agricoli. Ad ognuno di queste due comunità corrispondono due chiostri nella pianta di San Gallo. Questo è il chiostro, lo vedete, dei conversi, e questo è il chiostro dei novizi. Esiste però una quarta comunità,
che può essere ospitata temporaneamente nel monastero, ovvero sia quella dei pellegrini e degli ospiti. Benedetto dà una grandissima importanza agli ospiti. Dice che l'ospite deve essere sempre accolto dentro il monastero perché l'ospite è Cristo. E l'ospitalità nel mondo dei benedettini è importante almeno quanto la preghiera. Quindi agli ospiti devono essere dedicati non soltanto i dormitori, ma anche appositi refettori, infermerie, eventualmente se sono pellegrini malati, e delle cappelle apposite, come abbiamo visto anche nei primi monasteri pacomiani. Se proviamo a ricostruire il monastero descritto dalla pianta di San Gallo, dovrebbe essere più o meno una cosa del genere, un insediamento enorme, che ha come baricentro, lo vedete, la chiesa. Questo è un modello che è stato realizzato in legno, un modello ideale, a partire dalla pianta di San Gallo. Ciò che però è interessante è che dopo pochi anni l'idea di una enorme cittadella monastica con al centro una grande chiesa articolata in tanti spazi trova effettivamente realizzazione. Dove? In Francia, a Cluny. Cluny è un enorme insediamento monastico che dà il nome a una vera e propria ramo del mondo dei benedettini, i benedettini cluniacensi. Sono abbazie che innumerevoli dipendono dall'abbazia madre di Cluny, in tutta Europa, non soltanto in Francia, in tutta Europa. Vedete, questa è la ricostruzione della fase più avanzata, la terza fase, quella che si svolge fra il 1088 e il 1130. Vedete la grande chiesa al centro, una chiesa già romanica, tardoromanica direi, una serie di chiostri, di officine, tutte rinchiuse dentro un muro che isola il monastero, la cittadella monastica in questo caso, rispetto al resto del mondo. Di tutto questo, come probabilmente già saprete, rimane pochissimo. Vedete la chiesa in una ricostruzione di Conant, un grande studioso americano, una chiesa grandissima, smisurata. Di tutto questo rimane soltanto una parte del transetto della chiesa, perché durante la Rivoluzione francese Cluny è stata quasi completamente rasa al suolo. Ora, per quanto riguarda la chiesa, quella distinzione fra la pars plebanale e la pars presbiteriale che abbiamo visto nelle cattedrali ricorre in maniera ancora più importante nelle chiese abbaziali, cioè nelle chiese monastiche. In questo caso ciò che va distinto è la comunità dei monaci, nelle sue varie accezioni, monaci di coro, novizi e conversi, e tutti gli altri. Se noi guardiamo la sezione della chiesa di Cluny-Troyes, della terza fase di Cluny, vedete come tutta questa parte era destinata ai monaci e soltanto questo piccolo manufatto all'ingresso della chiesa era destinato ai laici. Quindi vedete questa superdimensionamento della parte presbiteriale rispetto a quella laicale. Cluny in realtà è un modello per tutta Europa, ma un modello che a partire già dall'XI secolo incontra una serie di opposizioni che vengono riassunte sotto il concetto della rinascita monastica dell'XI secolo. Si trattava, i monasteri cluniacensi erano insediamenti ricchissimi, che ospitavano centinaia e centinaia di monaci, che controllavano migliaia e migliaia di ettari di terreno coltivato, che dava la rendita per poter sostenere la vita dei monaci all'interno del monastero. Si sviluppa tutta una corrente di pensiero all'interno del monachesimo europeo contrario a questa enorme ricchezza dei cluniacensi. Se avete letto Il nome della rosa, c'è tutta una lunga digressione in cui Umberto Eco racconta proprio di questo dibattito all'interno del mondo monastico, fra coloro che
perseguivano un modello di ricchezza monastica, altri che invece cercavano un ritorno alle origini dell'eremitismo, del cenobitismo delle origini, che era più legato al modello evangelico. Di questi modelli alternativi ne vedremo 3 per velocità. Il primo è quello che riguarda i certosini. I certosini sono un ramo benedettino fondato da San Bruno nel 1084 con la fondazione della Grande Chartreuse nel sud della Francia. Si tratta, lo vedete anche in questo caso, di un grande insediamento in cui San Bruno proponeva un ritorno alla dialettica fra eremitismo e cenobitismo delle origini del mondo monastico. Esiste ancora un chiostro centrale, qua, associato alla chiesa. In questo chiostro si trovano i luoghi principali della convivenza dei monaci, il refettorio, il capitolo, i laboratori, ma il monaco non dorme insieme agli altri confratelli nel dormitorio comune, come avveniva negli altri monasteri benedettini, ma abita in piccoli eremi, che sono veri e propri appartamenti, che si sviluppano, lo vedete, sotto forma di piccole casette all'esterno, subito all'esterno del chiostro, ma sono collegati al chiostro, sono direttamente collegati al chiostro. Ciò che dal mio punto di vista è ancora più interessante del mondo certosino, oltre a questo modello spaziale alternativo, è la riproposizione in grande stile del concetto di deserto. La Grande Chartreuse è isolata in una valle delle Alpi francesi, vedete? Questa è la valle e qui ho segnato il luogo dove si trova la Grande Chartreuse, la quale valle, alzando ancora di più lo sguardo, è completamente isolata rispetto al mondo civilizzato. È un vero e proprio deserto. Un deserto che viene imposto dai certosini stessi, che riescono ad ottenere dal signore del luogo di impedire che venga costruita qualunque abitazione di esterni entro un raggio di 10 miglia. Quindi il deserto è un deserto che ha un raggio di 10 miglia e questo serve a isolare i monaci nella loro vita di preghiera individuale e comunitaria. Eccolo qua, un'idea dell'isolamento della Grande Chartreuse. Avrà un grandissimo successo questo modello. Vedete qui centinaia e centinaia di certose costruite, ma fino al Settecento. Ancora oggi il mondo certosino esiste ed è abbastanza florido. Vedete qui la certosa del Galluzzo di Firenze, che è molto più tardi, siamo nel 1341, ve la mostro perché? Perché attrarrà l'attenzione di un architetto del Novecento chiamato Le Corbusier. Le Corbusier tornerà più volte alla certosa del Galluzzo e disegnerà, vedete qui sono i disegni, questi del 1907 del suo primo viaggio e questi del 1949, tornerà più volte a studiare gli eremi dei certosini all'interno delle certose, perché comprende che il modello di vita suggerito da San Bruno prevedeva che il monaco vivesse gran parte della propria vita isolato e quindi lo spazio abitativo che doveva accogliere questo isolamento doveva procurare una quasi totale autosufficienza del monaco, il quale nella maggior parte dei giorni mangiava da solo, dormiva da solo, la preghiera anche era in gran parte singola, individuale, e aveva anche un piccolo orto dove coltivare gli ortaggi che poi avrebbero costituito il suo pasto, ovvero sia quel minimo abitativo a cui Le Corbusier era molto interessato quando poi dovrà costruire le sue unité d'habitation. Soprattutto anche un rapporto armonico fra la dimensione individuale della abitazione e quella collettiva che coincide appunto con il chiostro della Certosa. L'altro modello alternativo a quello cluniacense è quello dei camaldolesi.
San Romualdo nel 1027 fonda l'eremo di Camaldoli. Anche qui una dialettica fra una parte comunitaria che però non coincide con un chiostro, ma soltanto con la chiesa e con un piccolo manufatto dove si trova la sala del capitolo, il refettorio che viene utilizzato solo poche volte alla settimana, eccetera. E addirittura gli eremi, cioè quegli appartamenti di cui qui vedete una pianta tipo, non sono più associati al chiostro, ma sono sparsi all'esterno di questo nucleo comunitario. Quindi ancora una volta vedete questa dialettica fra la dimensione sociale e quella individuale del monaco. L'altra esperienza è quella dei cistercensi. Quella dei cistercensi che sono fondati nel 1098 da Roberto di Molesme, anche qui la Francia come laboratorio di modelli monastici, un ordine che è dedito quasi completamente al lavoro della terra. I cistercensi è merito dei cistercensi se gran parte delle terre bonificate nel Medioevo sono giunte fino a noi regolate in un sistema idrografico coerente e stabile. È interessante capire come nasce il primo insediamento di Citeaux, da cui viene il nome cistercensi, dal termine latino. E ce lo descrive nel 1119 l'Exordium Parvum, che è una delle prime cronache dell'ordine cistercense. Dice il testo: così in gruppo ed entusiasti i monaci si diressero verso quell'eremo, cioè un luogo lontano dalla civiltà, chiamato Citeaux. La folta ed incolta vegetazione lo rendevano inviso agli uomini, solo le bestie vi abitavano. Gli uomini di Dio giunsero colà e compresero che quel luogo era più adatto a quel così grande scopo religioso che già da tempo avevano deciso in cuor loro, quanto più era ostile ed inaccessibile agli uomini del mondo. Disboscato quindi il luogo, vedete, opere di bonifica che nasce col disboscamento, vi cominciarono a costruire il monastero. Il monastero cistercense viene elaborato come tipo autonomo di monastero da uno dei successori di Roberto di Molesme, San Bernardo di Chiaravalle. San Bernardo di Chiaravalle elabora una estetica completamente nuova rispetto a quella cluniacense. Una estetica che nasce da una polemica contro la ricchezza dei cluniacensi. Scrive San Bernardo in una lettera: non cito nemmeno le altezze slanciate, le dimensioni stravaganti e l'ampiezza eccessiva delle chiese, le decorazioni dispendiose che attirano l'attenzione di quanti entrano per pregare e impediscono loro di concentrarsi. Quindi una polemica contro la ricchezza e la decorazione delle chiese e dei monasteri cluniacensi. È così che nasce un vero e proprio progetto architettonico, il cosiddetto piano bernardino, che è contemporaneamente un modello estetico, ma anche un modello planimetrico, da associare a tutti i monasteri cistercensi da costruire da lì in poi. Un piano bernardino che si basa su un rigore assoluto e la mancanza di decorazione, quindi l'assoluta mancanza di scultura e pittura, il monastero pensato come civitas dei, l'abbiamo già visto alle origini dell'esperienza monastica, il divieto di costruire elementi inutili come i campanili. Il risultato sono monasteri concepiti in questo modo, come luoghi, planimetrie, organizzati attorno a un unico modulo quadrato che si moltiplica n volte a dimensionare e a dare la forma non soltanto agli ambienti del monastero, ma anche alla chiesa. Questa è dimostrazione del fatto che la chiesa in un monastero è sempre associata e inscindibile dagli spazi del monastero. È il luogo dove si va a pregare, quindi dove si svolge una delle tre funzioni principali del monastero. Vedete qui l'abbazia di Fontenay, con questa estetica completamente spoglia, linearissima, sobria. L'abbazia di Pontigny, dove si introduce
e guardatelo perché fra qualche minuto capirete quanto è importante, il tema del doppio deambulatorio nella pars presbiteriale. E poi i casi italiani, le prime abbazie cistercensi, fra le primissime abbazie cistercensi, Fossanova e Casamari. Insomma, pur mantenendo i principi del cenobitismo benedettino, quello che introduce San Bernardo è una maggiore razionalità nell'organizzazione degli spazi e una, sobrietà assoluta di stampo evangelico nel linguaggio architettonico. Tutto questo è importante per comprendere che cosa succede nel XIII secolo con quella grande rivoluzione di cui vi parlavo qualche decina di minuti fa, cioè con la fondazione degli ordini mendicanti. E questo lo dico anche per rispondere a una domanda che mi è stata fatta la settimana scorsa. Questa lezione durerà qualche minuto in più rispetto a quella della volta scorsa, perché il tema è molto più ricco e sfaccettato. Quindi portate pazienza. XIII secolo. Due grandi personalità, San Domenico e San Francesco. San Domenico e San Francesco che elaborano una forma completamente rivoluzionaria di convivenza monastica. Una convivenza che solo per una piccola parte della giornata si svolge all'interno delle mura del monastero, ma che vede il frate, in questo caso il frate, passare la maggior parte della propria vita all'esterno, per le strade, a predicare. Ecco, è la predicazione, come sapete, l'attività principale del frate, che entra nel convento soltanto per condividere i pasti e la preghiera con la propria comunità. Pasti e preghiera a cui si aggiunge anche l'attività dello studio. I monasteri, i conventi domenicani e francescani diventeranno fra i maggiori centri di studio dell'Europa e spesso daranno anche origine a delle università. La predica si svolgeva in piazza. Vedete qua la predica di San Bernardino come viene descritta da Sano di Pietro in questa immagine. San Bernardino che predica alla folla in piazza. Questa era l'attività principale del frate, predicare in piazza a migliaia e migliaia di persone. Per cui è importante vedere il ruolo urbano dei conventi francescani e domenicani. I conventi francescani e domenicani non hanno più bisogno del deserto, al contrario, devono stare dentro la città, ma non nel centro della città, ma in quello spazio liminare subito fuori le mura, in modo da poter predicare e essere direttamente in contatto con lo strato più povero della popolazione, quelli che si insediavano proveniendo dalle campagne a ridosso delle mura. È evidente per esempio in una città come Firenze, dove vedete attorno alla cinta muraria originaria vengono costruiti i monasteri e le rispettive chiese dei domenicani, dei carmelitani, dei servi di Maria e dei francescani, cioè proprio a ridosso delle mura e vicino alle popolazioni. E sono chiese semplicissime. Vedete qui il prototipo delle chiese francescane, Assisi. Sono chiese che si ispirano esplicitamente alla esperienza dei cistercensi, riprendono esattamente la regolarità, la costruzione su moduli quadrati, che si espandono anche al resto del convento. E vedete anche l'interno, guardate per esempio la chiesa francescana di Santa Croce a Firenze, con questo linguaggio assolutamente sobrio, dove non è importante, questo per rispondere alla domanda della settimana scorsa, non è importante il linguaggio gotico della luce, la luce come vettore di grazia, perché la grazia arriva attraverso la predica e l'esempio che i francescani suggeriscono, l'esempio di vita evangelica che i francescani suggeriscono al popolo di Dio. Grandi chiese, che però hanno bisogno di essere costruite grazie alle elemosine.
Elemosine perché i francescani domenicani non possono possedere nulla, non hanno diritto di proprietà, a differenza dei benedettini. E quindi le chiese possono essere costruite soltanto grazie alla raccolta di elemosine. E come si fanno a raccogliere elemosine? Vendendo gli spazi all'interno delle chiese. Si possono vendere spazi funerari. La famiglia, una famiglia ricca, acquista una cappella e attraverso l'acquisto di questa cappella, cioè dello spazio e del diritto di avere in perpetuo delle messe celebrate dalla comunità dei frati, possono aspirare ad andare in paradiso. E quindi la moltiplicazione delle cappelle laterali, soprattutto nella parte absidale, e qui lo vedete a Padova, la Basilica del Santo, in San Francesco a Bologna, che riutilizzano il modello di Pontigny, e poi i monumenti sepolcrali che vengono realizzati non soltanto nelle cappelle ma anche all'esterno, e lo vedete per esempio nella chiesa degli Eremitani con i sepolcri sistemati in facciata, ma anche nella chiesa domenicana di Santa Maria Novella a Firenze, dove vedete ci sono i sepolcri nelle nicchie. E poi all'interno. All'interno gli spazi i pavimenti sono completamente occupati da lastre terragne e che vengono venduti come spazi sepolcrali. Quindi l'importanza della predicazione e l'idea di chiese sepolcrali con cappelle laterali, sepolcri interni ed esterni, che determinano una forma delle chiese conventuali che sono caratterizzati da una semplificazione della pianta, unificazione dello spazio, semplificazione formale e gigantismo. Le chiese degli ordini mendicanti sono gigantesche perché devono accogliere maree di persone e la distanza, quella separazione fra la parte presbiteriale e la parte plebanale progressivamente diminuisce perché era proprio dal contatto fisico, visivo e acustico fra il frate predicatore e la folla dei fedeli che si realizza lo scopo degli ordini mendicanti. E questa è la situazione alla fine del XIV secolo. Con la nascita degli ordini mendicanti, i benedettini subiscono un tracollo vertiginoso. I benedettini perdono dinanzi all'esempio degli ordini mendicanti in una città rinnovata, cioè una religione che è un modello monastico che entra in città, non sta isolato dalla città, quindi un vero e proprio cambiamento copernicano di paradigma. I benedettini entrano in crisi, molti monasteri chiudono, addirittura, come sapete, San Francesco inizia la sua vita occupando un monastero benedettino abbandonato, San Damiano, e quindi c'è proprio un passaggio di testimone. Bisognerà aspettare il XV secolo, l'inizio del XV secolo, per assistere a una rinascita dei benedettini. E questo avviene con la riforma di Ludovico Barbo a Padova, e qui ci avviamo verso la conclusione. Ludovico Barbo viene nominato abate di Santa Giustina, ritorniamo nel mondo benedettino, nel 1408. E nel 1419 fonda una nuova congregazione, la Congregazione de Unitate o di Santa Giustina. Si tratta di una riforma integrale della vita benedettina, molto simile almeno come ricadute a quello che avviene nell'XI secolo. Una riforma che vede un cambiamento di baricentro nella vita del monaco dalla parte, dalla dimensione sociale a quella individuale. Il monaco, dice uno dei testi che si ispirano alla esperienza di Ludovico Barbo, deve principalmente pregare. E deve pregare quindi non lavorare o studiare, ma deve principalmente pregare. E prega non soltanto in coro, ma prega soprattutto nella sua individualità, nella sua dimensione individuale, e quindi il monaco ha bisogno di una cella. Non è un eremo come per i certosini, ma una cella. Quindi il monaco non deve più dormire
come fino ad allora era successo, in un dormitorio, ma deve dormire in una cella individuale. Quindi i singuli in singulis dormiant celis. Devono dormire e pregare ed eventualmente studiare nelle singole celle. Ora voi pensate a una comunità che grazie a questa riforma della vita monastica, che si ispira alla preghiera, alla meditazione individuale, avrà un enorme successo, tanto da attrarre centinaia e centinaia di novizi in monasteri che fino a pochi anni prima erano praticamente abbandonati. Guardate per esempio Santa Giustina, avranno la necessità di essere ricostruiti e ci sarà una metamorfosi da piccoli monasteri a enormi strutture formati da più chiostri, appunto il caso di Santa Giustina. Questo perché? Perché la necessità di avere più chiostri? Perché pensate ad ospitare, quanto difficile è ospitare centinaia di monaci non raggruppati in grandi ambienti come i dormitori, ma che ognuno abbia una propria cella. Pensate che cosa vuol dire costruire centinaia di celle, come organizzarle dal punto di vista architettonico, distributivo. C'è bisogno di organizzare le celle attorno ai chiostri e quindi di necessità moltiplicare il numero dei chiostri. Il risultato sono grandi insediamenti come quello di San Giorgio Maggiore. San Giorgio Maggiore in cui viene ricostruito a partire proprio dal dormitorio, che qui nella pianta di Jacopo de' Barbari, anno 1500, vediamo in costruzione, un dormitorio che sarà il primo step, la prima fase di una completa ricostruzione da un piccolo monastero nell'isola di San Giorgio fino al grande insediamento che conosciamo oggi, con una moltiplicazione dei chiostri. Vediamo qui il chiostro più antico, il chiostro cosiddetto palladiano, il gigantismo degli ambienti, la biblioteca, il dormitorio, e vedete la moltiplicazione del numero delle celle, ognuno con una propria porta, e la necessità di grandi refettori, come appunto il refettorio di San Giorgio Maggiore, per ospitare centinaia di monaci. Ecco quindi che è proprio dalla riforma di Ludovico Barbo che si rinnova non soltanto la vita monastica, ma la stessa architettura dei monasteri. E qui ci avviamo alla conclusione. Abbiamo visto come nel corso dei secoli esiste questa dialettica fra la dimensione individuale e la dimensione, diciamo così, comunitaria della vita monastica, e questa tensione fra la vicinanza e la lontananza rispetto alla città. Negli anni 50 del Novecento ci sarà un esperimento straordinario elaborato da un frate domenicano francese, padre Le Couturier. Padre Le Couturier, teologo, monaco benedettino, insegnante, proporrà una riforma della vita domenicana inserendo elementi della vita benedettina. Cioè proporrà di costruire alcuni conventi domenicani fuori dalla città per poter sottolineare l'aspetto di preghiera e di isolamento rispetto alla città piuttosto che l'aspirazione e il carisma alla predicazione. Quindi si trattava di costruire un convento-monastero che fosse domenicano, ma ispirato da alcuni principi della vita benedettina. Una vera e propria sfida architettonica, che padre Le Couturier affiderà a Le Corbusier. Le Corbusier verrà incaricato di costruire il convento domenicano di La Tourette fuori dalla città, isolato in mezzo a un bosco, e lo stesso Le Couturier suggerirà a Le Corbusier di ispirarsi, pensate un po', non ai grandi conventi domenicani francesi, italiani, tedeschi, eccetera, ma a un monastero cistercense del XIII secolo, Le Toronnet, che Le Corbusier andrà a studiare con grande attenzione e scoprirà una cosa interessante, che nel monastero cistercense di Le Toronnet il chiostro è organizzato in un modo molto particolare. Che cos'è un chiostro? Un chiostro è un luogo con un peristilio dove il portico
serve non soltanto ad accedere a tutti gli ambienti periferici, appunto la sala del capitolo, il refettorio, la biblioteca, eccetera, ma serve anche il portico come luogo dove deambulare, ovvero sia dove compiere un movimento, un percorso circolare, ripetuto più volte, che suggerisce la preghiera e la meditazione ai frati che lo percorrono, o ai frati o ai monaci che lo percorrono. Il monastero di Le Toronnet però ha un aspetto particolare, ovvero sia Le Corbusier scopre che il chiostro ha una doppia possibilità di essere utilizzato spazialmente, non soltanto come luogo di deambulazione, ma anche può essere attraversato diagonalmente grazie all'ingresso realizzato non su uno degli assi ortogonali, ma su uno spigolo. Vedete, si entra da uno spigolo e il movimento suggerito è questo, cioè una penetrazione, un uso diagonale dello spazio. Per Le Corbusier questo è importantissimo, perché la possibilità di avere una doppia valenza del chiostro, un accesso diretto e veloce all'esterno, che quindi suggerisce un rapporto diretto, non mediato con l'esterno, ma anche contemporaneamente di poter deambulare attorno al peristilio delle colonne, gli sembra il modo migliore per poter, contemperare il carisma domenicano dedicato alla predicazione, quindi al rapporto con l'esterno, e la necessità di un relativo isolamento in funzione della preghiera. È così che organizzerà esattamente la pianta del convento di La Tourette, con alcuni principi presi dalla regola benedettina, cioè la chiesa che occupa, lo vedete, interamente uno dei 4 lati, le celle sistemate ai piani superiori del convento, mentre invece al piano inferiore ci sono gli ambienti comunitari, quindi anche questa differenziazione orizzontale. Insomma, con il monastero-convento di La Tourette si ritorna alle origini, a questa dialettica, a questa tensione fra l'interno e l'esterno, il deserto e la città. Grazie.